E allora a questo punto dovremmo essere praticamente pronti. Abbiamo fatto un soundcheck, diciamo, veloce, ma qua non è una cosa semplice. Vabbè, del resto come si fa? Una situazione stratificata. Signore e signori, vorrei un grande applauso per Piccolo Circo Barnum. Grazie a tutti, grazie signor Mao. Benvenuti. Io come dire sono molto curioso perché avete una situazione anche come dire abbastanza articolata, complessa da gestire, ma è molto interessante. Quindi chissà che suoni verranno fuori. Qui si va dal desert rock, credo, fino a vorremmo all'alpine, come si dice, vero? Va bene, con che brano cominciamo? Cominciamo con Invisibili, che è proprio un po' un desert rock della Val d'Angrogna. Eccezionale. Allora signore e signori, caliamoci in questo vento del desert rock con Piccolo Circo Barnum. Gioie l'incanto, il peggio ci hanno usati ed è scappato strisciando su strati impazziti strati d'asfalto. E i topi intanto scompaiono, i topi intanto. È tornato mai nessuno, se non per una specie di empatia. Le storie sono il bianco della schiuma, così sia. Mai nessuno e mai nessuno se n'è andato via. E ancora i topi non stanno tornando, crepe come un barco, crepe come un barco, crepe come un barco per gli invisibili. Seminato nel campo, si avveri l'avvenire, l'eterno fuoco antico, si avveri bruciando, e i topi intanto scompaiono. I topi intanto scompaiono.
crepe come un barco, crepe come un barco per gli invisibili, crepe come un barco per gli invisibili, per gli invisibili. Grazie mille. Piccolo Circo Barnum, questo era Invisibili, effettivamente è un pezzo abbastanza, come dire, liquido, come tipo anche di struttura e di sonorità. Allora, io mi interessa sempre, come dire, andare alle origini, ma com'è che nasce la vostra musica? Dove vi trovate? L'alfa e l'omega. La nostra musica intendi dal punto di vista artistico, cioè, certo, o di esperienze? fisicamente, diciamo, dove, come vi beccate, arriva uno con una chitarra e dice questa è la canzone, o invece siete tutti in una stanza? No, immersi? diciamo che ci sono due fasi, cioè ci possono essere delle interconnessioni che si creano in sala prove sulla base di improvvisazioni o mood che saltano fuori una precisa serata in un preciso istante, quella precisa volta lì, e da cui magari scaturisce un testo, una scrittura e poi un consolidamento, oppure c'è una fase creativa che arriva già a monte con una bozza o comunque già un po' strutturata, e poi il bello è che se uno scrive, cioè se uno, nel caso specifico io, dovesse arrivare già con un qualcosa di più o meno definito, poi si arriva in sala prove e su quell'onda emotiva devo dire che capita tutto quello che cambia, muta, che cambia, muta e che comunque doveva esserci via. Allora, il prossimo brano che cos'è? Una Polaroid di un momento particolare? Ma il prossimo brano è tra l'altro l'ultimo che abbiamo scritto, quindi proprio figlio della sala prove, e anche una Polaroid di un momento introspettivo basato, cioè diciamo fondato su una di quelle camminate in montagna all'interno delle quali uno si crea dei mondi che esistono ma che uno non conosce o pensa di non conoscere, dei mondi interiori. E come si intitola? Si intitola Soffia sul caos. Soffia sul caos, signore e signori, Piccolo Circo Barnum. Grazie. Campi artificiali di pianura, alle creste argentate tracciate dalla luna, la brezza della sera soffia sul caos.
Grazie mille. Dove potremmo essere se non in Piazza Vittorio a Salotto? No, ma io sono contento di avervi con queste atmosfere veramente particolari e anche, diciamo, non semplicissime, perché insomma è una sorta di stratificazione sonora che andate creando, no? Anche con insomma delle parti che rimangono in loop, ma adesso sto cercando di spiegare sì. ai profani. No, in effetti la parte elettronica è una cosa minimale, cioè in effetti ci serve per non avere il batterista con cui spartire il cachet. Esatto. Fondamentalmente per quello. La macchina, infatti abbiamo caricato bene tutto. E diciamo poi lui va sempre esattamente a clock, quindi diciamo esatto, quindi poi a quel punto è colpa nostra. A quel punto esatto, dovete soltanto eseguire lui, diventa lui un po' al 9000 che vi guida. Esatto. Va bene, allora in questo viaggio sempre che insomma spazia tra il deserto, le montagne, comunque spazi molto ampi, e adesso dove ci portate? Nell'oceano? No, facciamo una canzone che si intitola Nel cuore, è basata su una storia personale che però non andrei tanto a introdurre e svelare, ma sicuramente è una situazione molto sentita, ecco, diciamo così. Nell'oceano delle emozioni. L'oceano delle emozioni, esattamente. Delle emozioni. Entriamo a questo punto col piccolo Circo Barno. Voi, dove siete quando è sera? La pelle vi imprigionavi in catena. Tutti la stessa storia vera da raccontare.
viva il primo panino nello spazio, i pesci nudi dell'acquario se ne vanno, se ne vanno, se ne vanno al mare. A sgranocchiare plankton. L'ultima primavera è un miraggio, una vera chimera. Dai, dilla la cazzata scientifica verificata che ci rimanga nel cuore. In burrasca le balene galleggiano sbuffando, galleggiano, galleggiano leggere. Tornerò con le stampelle all'università, promesso. Ma voi dove siete? Dove siete quando voi? Dove siete? Dove siete quando è sera? Oh voi, dove siete? Dove siete quando voi? Dove siete? Dove siete quando è sera? L'ultima primavera è un miraggio, una vera chimera. Dai, dilla la cazzata scientifica verificata che ci rimanga nel cuore, scolpita nel cuore, una spina nel cuore, una spina nel cuore, conficcata nel cuore, nel cuore. Grazie. Volevo ringraziare anche gli amici che sono arrivati dalla Valpellice. Ma ci picchia, salutiamoli, salutiamoli. Quindi insomma, anche perché credo che sia anche un'occasione insomma unica anche come sound, perché ogni volta chissà che cosa succede poi Sì, nel vostro setup, no? Quindi è bello che ci siano, come dire, dei supporter. Unica e ripetibile. E poi ringrazierei anche Federica, ricordiamoci che sono Isseme, lei e Luca. Lei bravissima, Bravissimissima. infatti stasera peccato che non la sentiamo cantare perché è veramente, veramente brava. Chissà che la prossima volta insomma preparate un pezzo anche Assieme. è un peccato insomma averla qua che non canta. Adesso in macchina lo proviamo. Esatto, così la prossima volta siamo... Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del
del salotto, con che brano volete salutare e darci un arrivederci qui dalle nostre parti? Dai, intanto vi ringraziamo tantissimo, sempre bellissimo il salotto. Allora chiudiamo con un brano un po' teso, tanto per stupire, no? Con la tensione. Questa è una storia un po' particolare che abbiamo rielaborato e fatto nostra. Il brano si intitola Un filo tenace, così come un libro che riporta il carteggio. Insomma, vado per sintesi. Comunque riporta il carteggio tra Willy Jervis e Lucilla Rochat, che era la moglie, che fu la moglie. Willy Jervis fu un partigiano che avrebbe potuto anche non scegliere di appoggiare la resistenza, perché era un ingegnere dell'Olivetti, già ultra 40, cioè già pluriquarantenne, insomma 42enne, e invece fu determinante per tutta una serie di operazioni che si svolsero in montagna dalle nostre parti. Venne poi catturato e quando in prigionia stette alle carceri nuove di Torino prima della fucilazione che poi avvenne dalle nostre parti, si scambiarono lettere clandestine e non, quindi scritte col punteruolo, col sangue, sul cuoio, sul nastro del pigiama, e noi abbiamo rielaborato questa storia ma utilizzando le parole proprio estrapolate da questo carteggio che all'80% costruiscono il testo della canzone. È un po' una lamata, però è così. Bene, piccolo circo babbo. Lucilla cara, mio amore, scrivimi spesso, scrivimi a matita, carta sottile, inchiostro diluito, il nastro del pigiama. Penso a voi, penso al futuro, a un segno di ottimismo, al pane peggiorato, al sonnifero a dormire. Willy, resistere a tutto, insieme divisi è la prova. A te forza, a me consolazione, baci ai bimbi, un abbraccio a te, amore mio caro, arrivederci, dico di là. La passeggiata di oggi ha l'aria di una prova generale. Messo al muro le mani legate, il sole è piccolo e poco, così è il male, così è il male, così è il muoio per servire un'idea, le vette più alte
l'amore, la patria, la pace offro, il corpo ai nemici. Abbiamo finito, grazie mille. Grazie al piccolo Circo Barnum. Ringrazio, saluto e ringrazio e menziono tutta la band. Tutta la band. Parlo per me che sono troppo smemore. Il grande Andrea Stesana, che smanetta su una serie di cose simultaneamente al basso, e il grande Luca Lentini, che smanetta su una serie di cose simultaneamente alla chitarra. Grazie a tutto il piccolo Circo Barnum. Alla prossima. Grazie chiaramente anche agli altri ospiti che sono intervenuti questa sera, ovvero i Victory Plaza, i Cieli Neri sopra Torino, alla parte tecnica Sergio Rivato e Danilo Samà che ci seguono da Bruxelles. Grazie chiaramente all'Abe e a tutti voi. Ci rivediamo la prossima settimana e adesso non mi resta che mandare la sigla. Au revoir. Grazie. Bye bye.